Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi martedì 23 agosto. Ci è stato richiesto di fare alcune precisazioni riguardo l'articolo che abbiamo scritto parlando dell'intervento fatto da 3 pattuglie della Polizia di Stato e 2 dell'Arma dei Carabinieri ieri mattina all'angolo tra via Cristoforo Colombo con via Vittor Pisani. Il figlio dei titolari della struttura ricettiva che qui si trova ha voluto precisare che i fatti di domenica sera, quando alcune persone si sono tirate addosso bottiglie in un'attenzione a primo sangue, queste non erano ospiti dell'ex hotel, ora affittacamere in quanto la licenza di hotel è stata ritirata, e precisa, come abbiamo già fatto, che il fatto è avvenuto sullo spiazzo del palazzo di fronte. Ieri, come abbiamo detto, le forze dell'ordine sono state chiamate da persone all'interno della struttura spaventate per qualcosa che stava avvenendo, come infatti abbiamo detto. La titolare aveva paura per alcune persone che volevano entrare. Per questo motivo la stessa ha chiesto un intervento, puntualmente giunto in soccorso. Come afferma il figlio dei titolari, la zona è una zona di degrado, al di fuori della stessa struttura, a cominciare dalla discoteca di fianco ormai in disuso, per finire nel viale dove le panchine come le zone d'ombra vengono usate per fare i propri porci comodi. Qua, soprattutto la domenica sera, si fanno raggruppamenti di persone a quanto pare poco raccomandabili che nulla sembra abbiano a che fare con la struttura ricettiva. Una desolazione, una vera e propria devastazione, quella dei magazzini del sale, amplificata dalla ripresa aerea con il drone. In realtà basta passare anche dalla fondamenta del Lombardo per rendersi conto che siamo alla presenza di un rudere del 500 che sta letteralmente crollando. Ma oltre al danno estetico che si presenta agli occhi di tutti e dei turisti, c'è il grave rischio per la salute pubblica. La copertura in amianto, quella che resta, era già parzialmente crollata. Con il downburst di giovedì scorso ne sono volati vari frammenti che sono stati bonificati da un'azienda incaricata dal comune sul lato interno, confinante con la palazzina della polizia locale, ma non sono ancora stati rimossi dalla banchina. Ancora una volta ricordiamo che lo storico immobile appartiene al demanio, i cui dirigenti hanno preferito abbandonarlo nelle condizioni in cui si trova, piuttosto che trovare una soluzione anche con un bando, dandolo ai privati con l'impegno di bonificarlo. Oggi non sarebbe nelle condizioni in cui si trova, ci sarebbero meno rischi per la salute e i costi non ricadrebbero sulla comunità. In quella che è definita la piccola Venezia? Chioggia? Sì. Certo, ma la domanda è: Venezia è la grande Chioggia o Chioggia la piccola Venezia? Ma già confuso. Gloria Aura Bortolini, vediamo. Ieri sul primo canale Rai è passata la puntata di Camper che parlava di Chioggia. È stato lo stesso Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ad anticipare sulle sue pagine social che questa settimana sarebbe stata dedicata al Veneto. Tra i borghi veneti visitati figura Chioggia, dove la giornalista Gloria Aura Bortolini ha avuto modo di conoscere la torre di Sant'Andrea con il suo orologio meccanico funzionante più antico del mondo, il Cristo di San Domenico e le sue trasfigurazioni, terminando la sua visita in un baccaro di Rivavena davanti ai cicchetti tipici. A fare gli onori di casa la presidente del consorzio turistico Lidi di Chioggia, Elena Boscolonata. Camper è un programma leggero che porta gli spettatori in giro per l'Italia, tra le sue bellezze e le sue tipicità. Parlando del Veneto, Chioggia non poteva mancare, un'occasione in più per mostrare come siamo a chi ancora non ci conosce. Allora, siamo alla CAM, questa che vedete, questa bestia che vedete è una ragosta da 3 kg, questo solo per mostrarvi una parte della commercializzazione che c'è da CAM, che è praticamente il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacei da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio, della vetrina, la vetrina è solo una piccola parte del fatturato qui della CAM, che è una delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia ma praticamente dell'intero territorio nazionale.
Roberta Anesto, presidente della conferenza dei sindaci del litorale veneto, ha scritto al presidente del Consiglio Mario Draghi, ai ministri dell'economia e finanze, della transizione ecologica, delle infrastrutture e mobilità sostenibili, del turismo e al presidente della Regione Veneto Luca Zaia per esprimere la preoccupazione di famiglie e imprese a seguito dei rincari dei consumi energetici. C'è chi sta subendo ancora le conseguenze del Covid-19, afferma, e ora vive una situazione di difficoltà oggettiva dovuta alla situazione internazionale e alla speculazione. La conferenza dei sindaci del litorale chiede un intervento congiunto tra governo e regione per attivare alcune misure atte a contenere gli aumenti, dando vita a uno specifico fondo per calmierare i prezzi e attuare politiche per indirizzarsi verso la transizione ecologica, oltre che incentivare le comunità energetiche. Come afferma il sindaco Onesto, presidente della conferenza, la situazione è preoccupante, a fronte anche di una crescente inflazione che erode sempre di più il potere di acquisto di lavoratori e pensionati. Il rischio è un aumento percentuale degli interventi in termini di aiuti sociali che i comuni non sono in grado di sostenere, stante i bilanci di cui dispongono. Sono invece disponibili al confronto e alla collaborazione, ma non è più possibile attendere oltre l'applicazione di politiche che nel loro complesso siano di sollievo da un punto di vista sia sociale che ambientale. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 23 agosto, è la farmacia San Michele in via Padre Emilio Venturini alla Navicelle a Sottomarina, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti! Se vuoi essere sempre raggiunto dalle nostre news, seguici su WhatsApp, aggiungi rubrica al numero 329 695 7138 e chiedi di restare informato, oppure su Telegram cerca Azzurra Network News.